Oggi devo dire che effettivamente abbiamo dominato la partita per 50 minuti e le due traverse di Mirko che hai intervistato prima mi rendo conto che non hanno chiuso la partita perché il risultato più largo secondo me questa volta ci poteva stare. Opara ha fatto anche un bellissimo intervento, uno dei suoi, e credo che il risultato ci vada un po' stretto. Ci aspetta la Roma prima e poi andiamo a giocare contro il Cottini, quindi il calendario continua a essere difficile in questa fase come hai sottolineato te. Da parte nostra c'è in questo momento la determinazione a difendere il primato in classifica, a difendere comunque Santarelli che si dimostra una volta per tutte il miglior portiere della Lega, e mi dispiace fare proclami, però sento tutti quanti farne. A questo punto credo che sia anche doveroso ricordare chi ha vinto il guanto d'oro l'anno scorso e chi in questo momento difende la porta della miglior difesa del campionato. Sì, abbiamo deciso di affrontare la partita non andando troppo oltre la loro linea, perché loro avevano un modulo particolare per cui avevano quello che può essere definito il falso 9, per cui giocavano in maniera veramente particolare, e devo dire che a me la squadra è piaciuta, noi giochiamo col nostro metodo, non ci snaturiamo e abbiamo effettivamente secondo me tenuto molto bene il campo, contenuto i loro tagli, e allo stesso tempo là davanti signori, sono il numero 9 o il numero 10 che penso che ci invidiano tutti, per cui non farli ruotare soltanto perché in panchina avevo Matozzo infortunato, se no comunque avrebbero ruotato anche loro, come tutti i giocatori del Cotton ruotano e come tutti i giocatori del Cotton si mettono a disposizione per il nostro obiettivo, che quest'anno è quello di riconfermarci nella vetta del campionato. Complimenti e in bocca al lupo a mister Flaviano Pinna.